Vista l'approvazione il 4 novembre 2021, quindi qualche giorno fa, da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, considerato che con riferimento alle concessioni idroelettriche il testo ha stabilito che il percorso di assegnazione deve essere avviato entro il 31 dicembre 2022, decorso tale termine, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile promuove l'esercizio dei poteri sostitutivi. Quindi rischiamo di perdere un'occasione. Visto che tale previsione comporterà un'accelerazione dei tempi entro cui le regioni dovranno indire le gare, nonché un rafforzamento dei poteri sostitutivi che consentiranno allo Stato di intervenire laddove le regioni siano in ritardo, considerato che con riferimento alle concessioni di distribuzione del gas naturale vengono introdotte regole ulteriori e in particolare si introducono incentivi in favore dell'ente locale al fine di procedere in maniera tempestiva allo svolgimento delle gare, soprattutto con riguardo alla valutazione economica delle reti e degli impianti di distribuzione, tenuto conto dell'importanza di tali previsioni anche al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, di rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo e amministrativo all'apertura dei mercati, nonché di garantire la tutela dei consumatori, si interroga l'assessore competente per sapere quali siano le azioni che l'amministrazione regionale intende prevedere per rispettare le previsioni e i termini previsti dalla normativa nazionale sopracitata. Grazie Presidente. Prego, Assessore, 3 minuti. Con riferimento all'argomento della distribuzione del gas, si evidenzia che le nuove disposizioni del DDL in argomento fanno finalmente chiarezza a riguardo rispetto alla valorizzazione delle reti gas di proprietà degli enti locali, di cui si intende procedere alla realizzazione in sede di gara d'ambito, riconoscendo la medesima metodologia che viene applicata per la determinazione del valore di rimborso delle reti di proprietà dei gestori uscenti. Per quanto concerne disposizioni procedurali introdotte a semplificazione dell'attività della stazione appaltante, per la predisposizione dei dati necessari ad ARERA nella verifica degli scostamenti tra i valori di rimborso e la RAB 1, ci si riserva di effettuare i necessari approfondimenti per accertare l'effettiva convenienza di interrompere il percorso di gara già intrapreso, in quanto in avanzata fase di definizione, e avviare quindi una nuova procedura sulla base delle attività individuate dal DDL in argomento. Infine si osserva che con il disposto normativo si è inteso anche rimarcare l'importante ruolo dei gestori nella procedura di gara, ai quali viene richiesto un maggiore impegno attraverso la compressione delle tempistiche concesse per la fornitura delle informazioni necessarie alla procedura di gara e di cui il comportamento inadempiente è oggetto di procedimento sanzionatorio. Per quanto attiene alle concessioni idroelettriche, in particolare con riferimento al termine del 31 dicembre 2022, per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni a uso idroelettrico, in questi giorni stiamo chiudendo il processo per individuare il team di esperti cui affidare l'incarico di advisor funzionale proprio all'impostazione delle gare entro il prossimo anno. Grazie, prego Capozzella. Sì, relativamente al tema delle grandi derivazioni idroelettriche, voglio dire, mi sento soddisfatto a metà, nel senso che va bene il team di esperti, però, voglio dire, c'è sicuramente la spinta da parte dei territori di, voglio dire, accelerare un po' questo percorso. Quindi non è che questa interrogazione qui cambi le sorti del mondo, però sicuramente si continua a dare risposte parziali e sicuramente insufficienti a un territorio che, come lei ben sa, chiede ormai da tempo risposte immediate. Grazie. Grazie.